C'è chi ha guardato con stupore il telefono, chi invece, senza battere ciglio, si è limitato a leggere il messaggio. Come preannunciato da giorni alle 12 in punto, tutti i telefoni cellulari del Veneto si sono messi a squillare con un particolare suono penetrante per avere ricevuto il messaggio test di T-Alert. Questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Grazie a questo messaggio promosso dal Dipartimento della Protezione Civile, tutta la popolazione presente nel territorio sarà avvisata nei casi di gravi emergenze o catastrofi imminenti in corso. Beh, io mi sono spaventata sinceramente. Comunque interessante, dai, speriamo che serva a qualcosa se non altro. Per me è stata una sorpresa, sì, mi sono spaventata anche. Poi ho capito perché ho sentito parlare in questi giorni che appunto stavano facendo questi test, però non sapevo che oggi toccava a noi. Gli obiettivi di questa attività sono far conoscere il nuovo sistema alle persone che potrebbero essere coinvolte in situazioni di emergenza quando da oggi in poi IT Alert sarà operativo. Sì, lo sapevamo. Sì, io ho un numero tedesco ed è arrivato anche su quello tedesco e anche su quello italiano. Un servizio utile, così quando arriva uno sa cosa sta succedendo, è informato, si attacca alle cellule, quindi indipendentemente da dove è residente, da che tipo di cellulare ha, anche estero, se si trova in un luogo sa cosa sta succedendo in quel luogo. L'ho trovato un messaggio utile, credo che in futuro potrebbe, insomma, se ci dovesse mai essere una necessità, salvare molte vite. Il messaggio però non è arrivato proprio a tutti. È arrivato il messaggio di allerta? No. Il messaggio di allerta non è arrivato? No. Nulla di preoccupante, chi non ha ricevuto il messaggio ma vorrà implementare il servizio dovrà solo comunicarlo tramite questionario nel sito di IT Alert.